non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. Giovanni Falcone. Già, la mafia non è invincibile e noi siamo qui per partecipare alla giornata regionale della memoria e dell'impegno e il ricordo delle vittime innocenti di mafia. Vittime innocenti, come Emanuela Loi. Perché era lì, Emanuela? Nata a Sestu, in provincia di Cagliari. Era lì. Avrebbe potuto fare l'insegnante, ma nel 1988 provò a partecipare a un concorso per entrare nelle forze dell'ordine e venne presa. 2 anni dopo fu trasferita a Palermo. Palermo, non un luogo qualunque. Dopo l'omicidio del giudice Falcone, il 23 maggio 1992 a Capaci, tra strade e piazze, regna un clima di paura, di sconforto. La scorta di Paolo Borsellino fu allora rafforzata. Emanuela non si aspettava di diventare sua compagna di sventura nel viaggio della legalità. Era consapevole del rischio che avrebbe corso lavorare a fianco di Borsellino, ma con il sorriso affrontò la sfida che la vita le aveva riservato. Sabato 18 luglio 1992, dopo un congedo dei suoi luoghi natali, è ripartita per Palermo. È partita il 18, Emanuela. Il 19 luglio Emanuela era lì, presente, a svolgere il proprio dovere, in via D'Amelio, a fianco del giudice Borsellino. Sono le ore 17, Emanuela è lì. Quello era il tempo in cui il destino aveva già deciso. Non c'era più tempo, ma rimanete vivi con i nostri ricordi. La mia regione, il Veneto, è terra di mafia. Il Veneto è una terra fertile per le organizzazioni mafiose e molti sono i varchi. Falcone diceva che la mafia si può vincere, impegnando tutte le forze migliori delle istituzioni. E noi giovani siamo qui, come esempio di futuri cittadini attivi e responsabili, contro ogni forma di attività illecita e di corruzione, a sostegno della legge 48/2012. Siamo molto fieri che il Consiglio regionale abbia approvato la legge 48/2012, la quale stabilisce una serie di misure contro il crimine organizzato di stampo mafioso e, come recita il testo di legge, favorisce una serie di informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio. Ma un aspetto importante della legge 48 va evidenziato: uno sguardo particolare, uno sguardo ai giovani, i cittadini del domani, per diffondere in essi la cultura della legalità affinché siano i portavoce di una cittadinanza responsabile.